Dai Petagna, dai Petagna! Dai, che la formazione è quella titolare perché è titolare. Dai, a Frid là, lo so. Politano si sta morendo e Frid. Niente di meno sul... Mamma mia, così si comincia, un lancio è quello da solo. Mamma mia, fa freddo ragazzi, svegliatevi e riscaldatevi. Uè. Ecco qua. No, brutto inizio, ma bisogna dirlo subito. Sarà la freddezza, ma brutto inizio. Sì! Ma che bello, ma perché? Ma perché Fabian la data di prima a Di Lorenzo, amore? La data di prima a Di Lorenzo, così, quando la dai di prima vedi che succede. Ah, e che meraviglia. Dries Mertens in terra olandese, è l'unico che non soffre il freddo perché lo sa che all'epoca... Mamma mia, guarda il passaggio di prima, eccolo! Ed è buono! Rapace! Bravo Fabian! Bravo Politano! Va bene. Vedi che Fabian... Maronnami! No, ho sbagliato Politano! Bene Fabian! Me lo fate di Bepi? Bene Fabian! Abbiamo fatto talmente bene le preventive qua, mettendoli in fuorigioco un paio di volte, che loro non sapevano come far girare il pallone. Veramente bene. Io non ho guardato il pallone, ho guardato solo il movimento dei nostri difensori. Mamma mia. Ragazzi, iscrivetevi al canale, unitevi al canale Telegram perché io domani ho una sorpresa. Domani se l'ho postato oggi, se invece l'ho postato domani, oggi ho una sorpresa. Insomma, state tuned. È uno schema che non ha funzionato. Fabian! Zielinski per Mertens al volo! No. Uè. In questo momento è 4-4-2, lo vedete? Veramente si stanno alternando. Perché se Zielinski sta là è la difesa del 4-4-2. Ed ecco qua la parata di Ospina. Mamma mia. Bravo Bakayoko. Handball. Mi è venuto da dire in inglese perché la sto ascoltando in inglese. Comunque questa live reaction è dedicata a Renato, a Marco Montella e ad Elpidio per il loro straordinario supporto. Amici bellini. Eccolo il 4-3-3, vedete le mezze ali nel primo pressing? Addirittura più alte di Mertens. 4-3-3. Bakayoko. Fischia. Bravo, bravissimo l'arbitro. Bakayoko nella sua lentezza anticipa, perché sa di essere lento, ma anticipa il movimento e fa sempre la cosa giusta. Mi sta piacendo tantissimo. Un po' di fazzolettino, dai, che è un sacco di tempo. Passiamocela tra di noi, vabbè. Non sanno battere i falli laterali. È giusto così. Non puoi fare... scuola calcio giorno 1, se fai così, senza il movimento delle braccia, è Vi ricordate si diceva contraudi? Contraut. In realtà è count-out. Ma si diceva contraudi in villa comunale. Non so se voi lo dicevate. Ditemi nei commenti voi come dicevate. Non si può fare. Fazzoletti di sfaccin. Se ci venite a prendere e ci pressate, noi la lanciamo lungo. Forza. Buono Fabian di prima, così mi stai piacendo. Bakayoko, l'avete visto con quale lentezza l'ha fatto ma non perde la palla? È incredibile, c'è lentezza e lentezza. Vedi? Lo vedi? Lo avete visto? Si era inserito Politano e Gulam ha aspettato un po' troppo. Lo vedi Bakayoko? Lo vedi? Lentissimo, non gliela puoi togliere perché è talmente grosso e sa come mettere il corpo. Arrizzo. Bravo. No, Maximovic è andato proprio a vuoto ai pesci fetenti, ma c'è Bakayoko. Bravo Fabian. Buona partita Fabian. Fallo da dietro, si può ammonire, ha ragione a protestare. Bravo Politano. Scappa da dietro. No, lezioso. C'era fuori gioco? Sì, c'era fuori gioco. Bakayoko. Sono usciti bene dal pressing stavolta. Attenzione. Da dove è uscito? Bravo. Questo pressing di Insigne è stata la cosa migliore del suo primo tempo, Cacchio! Chi era Politano? No.
Ciruzzo, Ciruzzo. Fine primo tempo, ragazzi, può sembrare moscia e lenta, ma voi dovete utilizzare queste partite dal ritmo più basso per capire i movimenti senza palla. Lasciate il like. Dai ragazzi, che confrontandomi con gli amici bellini sul gruppo Telegram, loro non sono d'accordo con quello che vi ho appena detto. Stasera in live sarà una roba calda. Bakayoko, ancora lui. C'è la sovrapposizione. Dai. Ah, troppo sul portiere. No, maronnami. Il fazzoletto. Oggi è la serata del fazzoletto proprio a tutta forza e non mi sta piacendo questa cosa. Là doveva arrivare anche Zielinski, su quel tiro là. Perché solo? Come può essere solo? Come può essere solo su calcio d'angolo? Come può non aver parato Spina e come può lui essere su un tiro centrale? Com'è possibile? Sulis! Questo è il gol che hanno annullato contro all'Inter. Guarda. Mamma mia che gol che ha fatto Kist, mamma mia. Il VAR non c'è, lo volete capire che non c'è, se non l'ha dato subito non lo dà mai. Ma credo sia in linea. Tutto da rifare, tutto rovinato. Koulibaly. E guarda. Bravo Bakayoko. Buono. Dai, magari con Elmas siamo un po' più veloci, perché sì, a me è piaciuta le poche giocate di prima che ha fatto Fabian, ma comunque siamo di una lentezza esasperante. Adesso che dobbiamo rifare la partita, perché una cosa è il controllo e una cosa è fare la partita. Vedi? No, ha fatto rigore. Ha fatto rigore. Una partita quasi perfetta. Ha fatto rigore. Sì, me lo sentivo che la incrociava. Mi sentivo che la incrociava, non mi sentivo che la parava. Sì, molto esplosivo. Guarda fino a dove è arrivato. Sì. Basta con sti fazzoletti, che poi ti fai male, nata volta. La schiena di Ospina. Lozano quando è entrato? Non l'avevo manco visto. Pure Petagna, sono entrati tutti improvvisamente. Ma porca puttana, ragazzi, sveglia, vi siete addormentati. Buono Lozzi. Mertens, fai le cose semplici. Dai ragazzi, voglio vincere questa partita. Basta con i fazzoletti, basta, non ce la faccio più. C'hai Petagna adesso, puoi lanciare lungo, basta. Ce lo sta dicendo Boris. Bravo Petagna, dai. Lento, ma se l'è fatto. Non esagerare. Mollala. Vedi che si può lanciare su Petagna? Vedi che ci arriva in progressione. Lollo. Bravo Bakayoko, dai, mordi le caviglie. Mi dà l'impressione come se si stessero accontentando del pareggio. È questo che non capisco. Che sta facendo la Real Sociedad? Dai, Petagna. No, maronna mia, solo tu. Questo è grave. Vado a fare pipì. Dai, Lozano, dai, ce l'hai. Come ha fatto? Io comunque credo che sia un campo di patate, Cioè, campo pesantissimo, perché loro sono pesanti, sembrano tutti stanchissimi che si muovono a rallentatore. Credo ci sia il campo pesante, non lo so. Elmas, non mi sei piaciuto proprio oggi. Dai, Petagna. Maronna mia. Maksimovic, ma tu stai in corsa al pallone. Bravo Lozano, dai. È finita, mamma mia, un pianto il secondo tempo. Dobbiamo andare live immediatamente. Non so se questo pareggio va bene o va male. Io volevo vincere, aiuto da New York. Valerio Fluido è tutto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.